Buonasera a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i cavalli della prima corsa, una prova condizionata per 5-6 anni, non vincitori di 22.000 euro nella carriera, affidati ai Gentleman. Prova del trofeo Gentleman for Life, una corsa in cui Aboli è netto favorito. C'è stato qualche problema per Alba Chiara, stava operando sulla finimentazione del numero 7, allieva di Leonardo Vastano, che però ora sembra aver risolto il problema. Stavano stringendo i paraginocchi. Sembra tutto pronto ora per andare in partenza. Sono in 9 agli ordini dello starter, con il numero 1 Artiglio Lor, 2 Zeppo Lenart Ongi, 3 Alexander B, 4 Zar Parlante, 5 Apollo F, 6 Avica Chuck SM, seconda fila 7 Alba Chiara, 8 Aboli, 9 Albiol Filmont. Allenamento che si va a formare lungo la curva di sinistra. Ci sono stati problemi per Zeppo Lenart Ongi, che parte molto distante, con Michela Rossi è già virtualmente fuori corsa quando mancano ancora 200 metri al via. Si parte con lotta per il comando. Dall'esterno è veloce Zar Parlante, che cerca di scavalcare Alexander B. Alexander B che scende alla corda, Zar Parlante all'esterno lungo i birilli Artiglio Lor a precedere Albiol Filmont, che è partito molto bene dalla seconda fila e figura in quarta posizione, mentre dalle retrovie ha già la destra libera e tende a muovere dopo 200 metri Aboli. Numero 14-2 per i primi 200. Alexander B in vantaggio nei confronti di Zar Parlante, in terza posizione Artiglio Lor, in quarta Albiol Filmont, si mette sulle gambe Aboli che risale trascinandosi Alba Chiara, mentre alla retroguardia c'è sempre Avica Chuck SM con ai suoi fianchi Apollo F. Primo quarto di gara che è andato via in 29-1 e 600 in 45 spaccato. Pedala Matteo Zaccherini all'avanguardia per farla pesare ad Aboli. Lungo la corda c'è sempre Zar Parlante che precede Artiglio Lor, in pariglia Alba Chiara. Quando siamo al mezzo miglio iniziale, completato in meno di un minuto, continua a viaggiare sotto il piede dell'1.15 Alexander B, che cerca di mettere in difficoltà Aboli, il quale si è portato a lato di Zar Parlante e cerca l'aggancio con il leader che passa il primo chilometro in 1.15 spaccato. Alexander B in vantaggio, Aboli che avanza all'esterno, lungo la corda sempre Zar Parlante, in pariglia Alba Chiara, ancora di dentro chiuso c'è Artiglio Lor a precedere Albiol Filmont, posizioni che sono così cristallizzate quando siamo in 1.200, passato in 1.29,7, Alexander B è in vantaggio e Aboli tende a coprirlo completamente all'apice dell'ultima piegata. Alexander si difende, Aboli attacca all'esterno, poi Zar Parlante e Alba Chiara, ancora Artiglio Lor che cerca di mettersi in mezzo alla pista per fare l'arrivo, intanto Aboli sta attaccando Alexander B, ha messo un nasino davanti, tende a passare nei confronti del rivale. Aboli che conclude la sua fatica netto vincitore. Aboli che gira di fuori e batte Alexander B, il quale sul palo è preda anche di Alba Chiara, che fa il secondo nei confronti dello stesso Alexander B. Poi Artiglio Lor al quarto. 1.59,4, 1.14,3 il ragguaglio cronometrico, 29,8 la chiusa. Il successo di Aboli, Filippo Monti che interpreta per Enrico Fiaschi e Roberto Ruggiu, il successo del figlio di Ideale Luis, che continua a mietere successi. La quota bassissima, giocato a 3/5 per il vincitore Aboli, che porta a casa il nono successo di una ancora breve carriera formata a solo 33 corse. Vince con Filippo Monti in Salchi, che lo porta in percorso esterno a girare di fuori e a battere Alexander B, che alla fine è terzo, seconda Alba Chiara.